Ai primi scoppi qualcuno ha pensato che gli organizzatori della cerimonia di apertura della Pedemontana Veneta avessero fatto le cose in grande con tanto di fuochi d'artificio. I botti invece erano un gentile omaggio degli ambientalisti che in tuta bianca hanno manifestato a poca distanza dal casello sulla Valdastico Sud. Una cinquantina di persone, quasi tutte in tuta bianca e a volto coperto, hanno srotolato uno striscione e si sono posizionati nel bel mezzo di un campo di grano a ridosso dello svincolo. Con le squadre antisommossa che presidiavano l'area ci sono stati scambi di petardi e fumogeni. Alcuni razzi sparati dai manifestanti sono scoppiati in cielo, ma qualcuno è partito quasi ad altezza uomo alzando il livello della tensione. Alla fine, dopo mezz'ora di presidio e botti, i fumogeni della polizia hanno costretto gli ambientalisti alla ritirata. Nel frattempo il contenuto dello striscione, che accusa la Lega di aver inquinato il Veneto negli ultimi 25 anni, ha fatto infuriare più di qualche leghista presente alla cerimonia. Ma sono 25 anni di proteste, io invece dico 25 anni di inaugurazioni, di strade, di viabilità, di grandi opere, che è quello che vuole il Veneto, che vuole la nostra industria, quello che vuole, diciamo, il nostro elettorato. Non è certo con le proteste che si portano avanti le cose. I problemi ci sono, vanno risolti ma soprattutto affrontati. Questa inaugurazione è importantissima per la nostra industria, per il grande nord-est.